Siamo nel 1355. Leone di Forteschio è un giovane cavaliere in cerca di gloria, ma il destriero che cavalca è mediocre, l'armatura è rugginosa ed è persino rimasto senza spada. Un ostacolo insormontabile per ottenere qualsiasi ingaggio. Attraversando una misteriosa palude, però, Leone si imbatte in una cripta dimenticata, all'interno della quale giace un'antica lama, un dono dall'aldilà, per riempire il vuoto del fodero. Forte di questa spada tombale, ottiene un incarico presso la signora di Ranacchio, alle prese con una macabra rivolta. Si narra che i sepolcri si siano aperti per far riemergere i trapassati. Verità o superstizione, questa è l'ultima possibilità di riscatto per Leone, chiamato a fermare la risurrezione dei morti con una spada presa dalla fossa e divenire l'eroe di una nuova canzone, la canzone dei morti. Il secondo romanzo delle cronache di Spada e Malora è tornato.